Buonasera, benvenuti a tutti. Io sono il presidente dell'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, che insieme all'Ateneo Veneto ogni anno organizza un corso di storia dell'arte. Quest'anno il tema, che poi noi molto banalmente affidiamo la scelta e la curatela di questi corsi alla professoressa Agazzi, che è qui alle mie spalle, mi guarda come un falco, e la professoressa Franche, entrambe insegnanti titolari di cattedra Ca' Foscari, che hanno coinvolto per il programma di quest'anno il Centro Studi Rive del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università di Ca' Foscari, creato dalla professoressa Valentina Sapienza, cioè la direttrice della professoressa Sapienza, che il mercoledì scorso ha tenuto la prima di queste conferenze. Oggi il titolo è I merciai, i tintori, i pittori, luoghi, immagini e storie. Come sapete, l'argomento generale è la committenza artistica delle corporazioni veneziane, però come ci ha spiegato la professoressa mercoledì scorso la professoressa Sapienza, non ci si sofferma tanto sulle corporazioni principali, quelle che tutti conosciamo, le scuole grandi, San Rocco, San Marco, quelle che diciamo più note, ma il loro studio è molto interessante perché approfondisce tutta una serie di dati e di nozioni che riguardano le scuole minori, quelle degli artigiani, delle arti minori, e intende approfondire per esempio il perché certe scuole siano nate in certi luoghi e se questo fatto fosse legato per esempio alla presenza, non so, alla scuola dei merciai, se effettivamente nella zona dove c'era la scuola era pieno di negozi di merciai, cioè studiare proprio le connessioni con il tessuto urbano, oltre che ovviamente anche con la storia, l'arte propria di quelle arti. Oggi la professoressa Sapienza ci introdurrà l'argomento, la presentazione ce la farà la professoressa Franca e avremo poi anche il lavoro, l'esperienza e la prospettazione della dottoressa Manola Zanchettin, che fa sempre parte di questo dipartimento, dico Centro bene? Studi. Centro Studi. Non vorrei sbagliare, del Centro Studi Rive, di cui vi dicevo. Allora, ringrazio tutte, io non mi sono alzata, ma mi alzerò alla fine per ringraziarmi nuovamente. Si tratta veramente di una collaborazione che apprezziamo molto perché come sempre ci teniamo a ricordarlo, anche l'altro mercoledì è stato ricordato, è tutta un'attività che le professoresse qui presenti e tutti i collaboratori svolgono solo per dar lustro a questa sede e alla cultura veneziana. Grazie. Buonasera, ruberò 30 secondi perché le cose importanti saranno dette da altre oggi. Quindi noi siamo molto contenti perché è il terzo corso che abbiamo il piacere e l'onore di organizzare all'Ateneo Veneto e questo ciclo sui mestieri veneziani ci fa particolarmente piacere perché è anche un modo per portare l'attenzione su una veramente capillare presenza dell'artigianato nella città in forma di committenti di opere d'arte. Quindi come questo immenso patrimonio veneziano sia stato in ampia misura costruito, determinato non soltanto da patrizi e dalla Chiesa, ma anche di questa fetta della società
che una volta era così importante e così ricca, che è rappresentata appunto dai mestieri. Quindi le relatrici di oggi sono Manola Zanchettin, che si è laureata a Ca' Foscari in storia dell'arte e che ora si sta specializzando sempre in storia dell'arte all'Università di Udine, e Valentina Sapienza, che molti di voi conosceranno bene, chi ha assistito anche alla lezione la settimana scorsa la conosce doppiamente bene, e quindi Valentina Sapienza insegna storia dell'arte moderna all'Università Ca' Foscari dopo un percorso che invece era francese all'Università di Lille. Quindi credo che non aggiungo altro e lascio la parola a Valentina e a Manola. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, rinnovo i miei ringraziamenti all'Ateneo Veneto, all'Associazione degli Amici dei Musei, nonché alle colleghe Martina Frank e Michela Gazzi per questa splendida opportunità. Non esiterò, non indugerò oltre, perché come vi abbiamo promesso la settimana scorsa, oggi entreremo nel vivo della ricerca sull'arte per le arti, presentandovi 3 casi studio che sono quello dei merciai, quello dei tintori e quello della fraglia dei pittori. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi saremmo obbligati ad accennare soltanto a molte questioni che occorrerebbe in verità approfondire. Speriamo di poterlo fare anche attraverso le vostre domande. Ci concentreremo essenzialmente sui fatti artistici delle arti, cercando di mettere in evidenza proprio quei nodi tematici che ho anticipato durante il primo incontro, cioè la committenza artistica delle corporazioni declinata secondo la prospettiva di questi 3 concetti chiave che sono i luoghi, gli oggetti e gli attori. Procediamo dunque subito. Chi sono i merciai? E in particolare chi sono i merciai nel Cinquecento? È una domanda all'apparenza molto semplice, ma che ha una risposta davvero complessa, come dimostrano i preziosi studi di Emili Fiorucci. Secondo il capitolare antico, quindi l'antico statuto dell'arte che risale al 1271, i merciai potevano vendere qualsiasi tipo di lavoro in seta o filo d'oro, bottoni, piatti, stoffe, perle, oggetti di metallo a smalto o anche traforati, paramenti sacri, croci, gonfaloni, quindi una panoplia di venditori, tanto che Tommaso Garzoni nel suo celebre trattato dedicato alla mercatura sembra associarli alla categoria dei cosiddetti venditori al dettaglio, addetti quindi al rifornimento quotidiano della città di Venezia. Emili Fiorucci tuttavia ha dimostrato che i merciai sono molto più che semplici commercianti al dettaglio. La studiosa infatti li definisce mercanti medi e più precisamente, qui cito un po' liberamente dai suoi studi e traduco allo stesso tempo perché si tratta di uno studio francese, i merciai sono quel gruppo di individui implicati nel commercio che sta proprio in mezzo, per questo mercanti medi, in mezzo tra cosa? In sostanza fungono da intermediari tra le elite e il popolo. Non sono patrizi e spesso non sono neanche cittadini originari, non sono poveri ma neppure così ricchi da poter campare di rendita, e tuttavia questo gruppo presenta una caratteristica molto importante, l'eterogeneità, perché appunto molto vicino a quello degli artigiani e in un certo senso ancora più rappresentativo di questi, perché costituiscono una vetrina delle multiple gerarchie e identità del popolo veneziano. Il lavoro di Emili Fiorucci ha poi il pregio di aver colto un altro aspetto caratteristico di quest'arte durante il XVI secolo. Mi riferisco alla dinamica centrifuga attraverso la quale i merciai nel corso del Cinquecento inglobano un numero spropositato di mestieri all'interno della corporazione, mestieri che per
esigua numerosità oppure anche per scarsa forza economica, in sostanza non riescono a costituirsi come un'arte autonoma. Piano piano i marzeri allora finiscono per rappresentare non soltanto il commercio al dettaglio a Venezia, ma diventano di fatto l'arte promotrice dei prodotti di lusso. Un fatto importantissimo per la vita dell'arte accade nel 1581, quando questa corporazione, che è sicuramente una corporazione sui generis, magari avremo l'occasione di approfondire, in qualche modo si divide in due grandi branche: l'arte cosiddetta grossa, specializzata nel commercio della seta, delle pelli, della tela e dei tessuti in generale, e l'arte fina, con tutta quella costellazione di professioni che vediamo ad esempio in questo grafico, che viene proprio dal lavoro di Émilie Fiorucci. Quindi commercianti e fabbricanti di nastri, corde, cappelli, berrette, calze di ogni sorta e così via. I merciai inoltre, lo abbiamo accennato, avviano questa potremmo dire dinamica di incorporazione forzata dei piccoli mestieri addetti alla produzione di oggetti variegati per due ragioni principali. La prima è in sostanza l'idea di fare cassa attraverso appunto questa incorporazione dei mestieri, perché come sapete per far parte di una corporazione, lo abbiamo accennato la volta scorsa, bisogna dare un tributo all'arte che è costituito dalla benintrada, che è la tassa di iscrizione, e poi un contributo annuo che si chiama luminaria. Quindi più membri ci sono, più mestieri ci sono, più le finanze dell'arte naturalmente godono di ottima salute. Altra questione è proprio questa incorporazione forzata dei mestieri che consente all'arte di detenere di fatto una sorta di monopolio sul commercio veneziano. Veniamo ai luoghi dell'arte. Fino al 1323 l'arte appare legata al monastero di Santa Maria delle Vergini. Si sposta dunque presso la chiesa di San Daniele, con cui manterrà rapporti molto a lungo. Sappiamo che ancora nel 1569, quando è già giunta nella sua terza e ultima sede, cioè la chiesa di San Zulian, in realtà ha ancora un altare presso il monastero di San Daniele, un altare per cui viene richiesto di fabbricare una nuova pala, e dicevo, quindi giunge al suo percorso conclusivo di migrazione nel 1442 presso la chiesa di San Zulian, che non a caso, lo ha sottolineato la professoressa Franca introducendo questa conferenza, è situata nei pressi delle mercerie. La prima preoccupazione dell'arte, e questo è un altro fatto abbastanza originale, a 10 anni di distanza dall'arrivo presso la chiesa di San Zulian, consiste nell'acquisto di un livello perpetuo, per dirlo grosso modo, ma non è molto corretto da un punto di vista archivistico, una sorta di usufrutto permanente su una casetta di proprietà del capitolo di San Zulian. Questa casetta viene descritta come una domuncula parva, quindi modesta, definita a più riprese domus a sergentibus, ossia quelle case a carattere di edilizia popolare che solitamente vengono messe a disposizione per gli affitti. Questa casa versava in pessime condizioni, tanto da minacciare il crollo, e quindi i merciai la affittano in sostanza per trasformarla nella propria sede istituzionale. Com'era costituito questo stabile? Sappiamo che possedeva una capsa, cioè una sorta di passaggio voltato da cui ci si introduceva all'interno di una corticella, una piccola corte interna, una facciata su cui prospetto c'erano 2 finestre. È un edificio che esiste ancora oggi, ma che abbiamo avuto difficoltà a fotografare, che quindi non potrò di fatto mostrarvi. Questo stabile viene affittato dai merciai attraverso questa forma particolare del livello, pagando un tributo di 6 ducati d'oro l'anno, cioè lo stesso affitto che versava il precedente affittuario per questa stessa casa. Bisognerà attendere invece il 487 affinché si parli della concessione di un altare presso la chiesa.
Il capitolo, quindi l'insieme dei religiosi che appunto detengono le fila delle decisioni della Chiesa, e in particolare la persona del pievano Giovanni Grimani, decide di concedere ai merciai un altare già intitolato a Santa Caterina e che ormai sarà dedicato alla Madonna dei Merciai. La scuola naturalmente potrà utilizzarlo per svolgervi i propri divini uffici, e è concesso loro di fabbricare ogni tipo di ornamenti che vorranno, anche di porvi un banco e inoltre di far costruire 3 arche riservate alla sepoltura dei propri membri. Ricorderete che queste sono tutte le caratteristiche essenziali di cui l'arte ha bisogno per vivere all'interno di una comunità parrocchiale. Circa 80 anni dopo, e quindi nel 1564, la scuola del Santissimo Sacramento, che ormai ha occupato la cappella absidale sinistra, che era stata gentilmente concessa da un altro merciaio, Francesco Lucadei, nel 1542, prima di avviare i lavori di abbellimento della propria cappella, fa una richiesta proprio ai nostri merciai e chiede loro in sostanza di mutare il proprio luogo altrove, cioè in sostanza chiede loro di traslocare dall'altra banda, cioè dall'altro lato della aula basilicale. Questo ci permette paradossalmente di situare finalmente l'altare dei merciai nell'antica chiesa di San Zulian, che doveva quindi trovarsi originariamente sul lato sinistro dell'aula absidale e che evidentemente si sposterà successivamente a destra. I confratelli del Santissimo Sacramento desiderano questo trasloco perché di fatto la presenza dell'altare dei merciai avrebbe impedito una vista libera sulla nuova cappella che loro avevano intenzione di edificare abbellendola. E si offrono proprio per questo motivo di diciamo così, occuparsi di tutte le spese che saranno necessarie al trasloco, per così dire, dell'altare. L'ultima fase, diciamo così, l'ultimo spostamento, l'ultima migrazione dell'altare dei merciai risale a circa un decennio dopo, siamo nel 1574 e siamo finalmente giunti nel luogo dove l'altare si trova ancora attualmente. Nel 1574 infatti l'arte dei merciai, dopo aver così concesso una lauta donazione alla fabbrica della Chiesa di 30 ducati, ottiene una sorta, potremmo dire, di promozione, cioè ottiene che l'altare, che una volta era della Scuola della Passione, ormai traslocata anch'essa ai frari, venga concesso loro, e si tratta dell'altare più vicino, come vedete dalla pianta, dalla seconda pianta in successione, dell'altare più vicino diciamo alla cappella maggiore, quindi appunto una sorta di promozione. Dobbiamo immaginare che anche all'interno dell'aula ecclesiastica la posizione degli altari rivela anche una sorta di gerarchia dell'importanza dei vari soggetti che detengono gli spazi. E è importante anche riflettere sul fatto che questo ultimo diciamo così, spostamento dell'arte mette in condizioni di essere più vicina non soltanto al fulcro devozionale, cioè all'altar maggiore della Chiesa, ma anche alla sede istituzionale dei merciai stessi, perché la famosa Domuncula Parva, che nel frattempo i merciai avevano restaurato, ristrutturato per farne la propria sede, si trova di fatto al di là di questa calle, quindi è come se idealmente sede istituzionale e sede devozionale fossero vicine e comunicassero tra loro. Ora non ho il tempo di raccontarvi nel dettaglio i numerosi documenti di cui una volta tanto disponiamo circa il processo di committenza e il coinvolgimento degli artisti che appunto realizzano questo magnifico complesso che è di fatto interamente intatto. Si tratta di un altare progettato da Francesco di Bernardino, che aveva già lavorato al servizio del Santissimo Sacramento,
con sculture del grande Alessandro Vittoria e con una pala di Palma il Giovane, quindi è un complesso assolutamente intatto. Tuttavia posso almeno accennare alle questioni principali e ricordare che la realizzazione di quest'altare comincia nel 1577, quando appunto il progetto viene affidato al già menzionato Francesco di Bernardino, tuttavia con un lungo processo che durerà circa 2 anni. L'iniziativa è del Gastaldo dell'Arte Vivian Panizzi, che sarà protagonista di molte vicende che riguardano appunto i fatti artistici di quest'arte, il quale tuttavia non decide da solo, ma è affiancato da quelle figure chiave di cui abbiamo parlato durante il nostro primo incontro. Ci sono con lui quindi i cosiddetti giudici, che come sapete in alcune corporazioni sostituiscono i sindaci. Ci sono anche i famosi aggiunti sopra la fabbrica, che seguono per la corporazione i fatti strettamente artistici. Sappiamo che nel caso dell'affidamento della committenza dell'altare c'è una sorta di competizione che viene messa diciamo così in atto. Si parla di concorso, ma è un termine totalmente improprio, come hanno dimostrato le ricerche di Amos Mettifogo. Di fatto in sostanza identificato il bisogno dell'arte, 2 importanti tagliapietra e mureri si propongono appunto quali competitor, potremmo dire, per guadagnare la commissione, e questo gruppo di appunto decisionali all'interno dell'arte deciderà di premiare il progetto e quindi il modello di Francesco di Bernardino, giudicato, dicono le carte, di cosa più degna e laudabile rispetto a quello dell'avversario Cesare Franco. Siamo nel 1583, l'altare è ormai ridotto a buon termine e quindi finalmente si comincia a discutere di un altro fatto importante, cioè della realizzazione della pala d'altare. In questo caso è importante notare che di nuovo l'iniziativa viene dal Gastaldo Vivian Panizzi, quindi come vedete si configura la presenza di una sorta di gerarchia, di elite dell'arte che prende in mano le decisioni di tipo artistico, però in questo caso, al contrario del processo che riguarda l'affidamento dei lavori di committenza per l'altare, non si parla nelle carte di nessun bozzetto, quindi di fatto non vengono presentati dei modelli, appunto dei bozzetti dei dipinti, tuttavia vengono messi ai voti i nomi di 4 importanti maestri, che sono appunto Palma il Giovane, Tintoretto, Leandro Bassano e Alvise Benfatto dal Friso. Vincerà con 4 voti favorevoli e uno contrario Palma il Giovane, a cui quindi verrà diciamo così affidata la commissione della pala. Anche qui mi piacerebbe molto entrare nel dettaglio e interpretare appunto il complesso, il messaggio in qualche modo che questo complesso tutto insieme desidera per così dire mettere in luce. Non abbiamo purtroppo il tempo, potrò accennare solo al fatto che certamente la preoccupazione principale per i confratelli è quello di esaltare il tema della purificazione attraverso l'acqua, come dimostra la presenza del rilievo sul parapetto dell'altare che rappresenta la nascita della Vergine, dove c'è il momento del bagnetto della neonata, attraverso quindi l'acqua, attraverso il martirio che è rappresentato in questo caso dalle statue di Alessandro Vittoria raffiguranti Santa Caterina e San Daniele, che stanno appunto sui piedritti. Non so se vedete la freccia, no, ma insomma stanno a fianco della pala d'altare. Anche Caterina e Daniele hanno a che fare direttamente con l'arte, perché sono gli altri 2 santi protettori appunto dell'arte. Mi permetterò di dire qualche parola in più, essendo la pittura la mia specialità, sull'invenzione di Palma il Giovane, che è senza ombra di dubbio una assunzione di Maria,
in cui tuttavia il pittore, probabilmente istruito e d'accordo con i suoi committenti, decide di mettere l'accento sulla ritualizzazione di questa ricorrenza, perché non dobbiamo dimenticare, anzi forse non l'ho detto, quindi è bene informarvi, che la festa dell'arte si celebra proprio nel giorno dell'Assunzione di Maria. Quindi cosa fa Palma il Giovane di questa invenzione? Ebbene, in sostanza trasforma alcuni degli apostoli in inservienti del rito. C'è allora chi porta un cero, quei ceri per cui le scuole, ricordiamolo, anche le scuole d'arte e mestiere, investivano dei capitali enormi rispetto ad altre spese che venivano appunto erogate, che venivano fatte dall'arte. C'è poi chi sta in ginocchio appunto sui gradini di questa scalinata e tiene in mano un turibolo. C'è chi al contrario esibisce la navicella con l'incenso, e c'è poi, credo, un rimando evidente tra il sarcofago che appunto aveva accolto le spoglie mortali della Vergine e i motivi decorativi che stanno sulla mensa dell'altare, ma che stanno anche sulla chiave di volta e sui piedritti che sostengono le statue dei santi martiri. Quindi è come se lo spazio della pittura, lo spazio in cui l'Assunzione della Vergine viene messa in scena, corrispondesse di fatto anche con lo spazio dei merciai, con l'altare stesso. Ecco perché appunto una sorta di accentuazione della ritualizzazione di questa importante festa. C'è chi parla poi della presenza all'interno di questo dipinto di molti ritratti. In realtà di ritratti, a mio parere, ce n'è forse uno soltanto, ed è quel personaggio che qui vedete, ahimè, in ombra, perché la cornice del dipinto fa ombra sulla appunto fascia destra della tela, e quindi questo potrebbe essere l'unico ritratto dell'insieme della composizione, e forse chissà che non sia proprio quel Vivian Panizzi, quel Gastaldo, protagonista delle vicende di questo altare. Permettetemi ancora qualche parola sulla sede dell'Arte dei Merciai. Qui racconterò una serie di notizie inedite che stiamo pubblicando, anzi che pubblicheremo ben presto sul nostro sito dedicato al progetto sulla committenza artistica delle corporazioni. Allora, cosa sappiamo della sede dell'arte al di là del racconto che vi ho già fatto? Sappiamo, grazie alla descrizione delle fonti, che questa sede era certamente utilizzata anche come luogo di devozione, perché vi era un polittico di Gentile Bellini, purtroppo perduto, formato da diversi comparti, che stava al di sopra di un altare. In questo polittico c'era la Vergine in trono con Santa Caterina e San Daniele, di nuovo i due protettori dell'arte, e poi il Padre Eterno nella parte superiore. Sappiamo ancora dalle carte della Mariegola che nel 1610 i Merciai decidono di fare un investimento sul rinnovamento di questa sede e di costruire una scala che prima doveva essere in legno, poi per scongiurare gli incendi si decide che sarà invece in marmo, e si affaccia Tommaso Contin, un nome noto in questa sede, per in qualche modo proporre un progetto che però ha un costo decisamente importante. Si tratta di 350 ducati. A questo punto interviene una nostra vecchia conoscenza, proprio il Francesco di Bernardin, che aveva progettato l'altare dei Merciai, e propone un'offerta decisamente concorrenziale, una nuova scala anch'essa in marmo al costo di soltanto 200 ducati. A lui verrà affidata la commissione. Un altro fatto inedito importante per la sede riguarda invece la decorazione del soffitto, purtroppo anch'essa perduta. A 4 anni di distanza dall'edificazione della scala nel 1614, il Gastaldo dell'epoca, Zuane Locadello, chiede espressamente a Banca e Zonta di poter contrattare con Palma la commissione di un soffitto per l'intero per l'ammontare di 400 ducati.
Non sappiamo cosa raffigurasse questo soffitto, sappiamo tuttavia che il compenso è da dividersi tra Palma, che avrà 200 ducati, 100 ducati che spetteranno all'indorador, quindi doveva trattarsi di un soffitto con una cornice dorata o comunque con delle dorature importanti, e altri 100 ducati spetteranno al depentor. Mi viene proprio da pensare a un soffitto non troppo dissimile da quello che sta sulle nostre teste, certamente molto più modesto, e certamente più modesto del soffitto che decora la chiesa di San Zulian, affidato anch'esso a Palma con la straordinaria apoteosi del santo, che tuttavia era costato ben 1000 ducati. Quindi siamo su ordini di spesa decisamente diversi. Un'ultima riflessione sui merciai e poi passerò ai tintori. Abbiamo situato, la presenza dei merciai come committenti artistici, legandola strettamente all'altare e alla fabbrica di questo, anzi alla ristrutturazione, al restauro di questo stabile di competenza del capitolo. In realtà, se guardiamo alla chiesa di San Zulian tutta quanta, ci rendiamo conto che i merciai di fatto tengono le fila di tutto il grande rinnovamento decorativo che interessa la chiesa di San Zulian nella seconda metà del Cinquecento, più esattamente a partire dagli anni 70, quando appunto l'edificio è ormai giunto a compimento. L'edificio ricostruito da Jacopo Sansovino, su progetto di Jacopo Sansovino, è ormai giunto a compimento. Perché? Perché i merciai a San Zulian sono ovunque, sono nella confraternita del Santissimo Sacramento, sono per esempio nella cappella absidale destra che appartiene alla famiglia Negroni, pennacchieri, quindi anch'essi nella compagine dei merciai, sono perfino nella pala d'altare, nella pala dell'altar maggiore di Agostino degli Agostini, che è l'unica opera esistente della vecchia chiesa di San Zulian, anche lui bottoner, quindi anche lui di fatto un merciaio. Passiamo a questo punto ai nostri tintori, che è un caso studio molto più complesso, perché le carte a nostra disposizione sono decisamente più rare. Intanto sappiamo che una delle arti più antiche della città, o meglio che si formalizza con un statuto antichissimo che risale al 1242, poi rinnovato intorno al 1305. Ahimè, la Mariegola è persa, quindi diciamo che abbiamo difficoltà a ricostruire le vicende dell'arte in epoca moderna. Sappiamo tuttavia che i tintori si legano, o quantomeno in prima battuta si legano, alla parrocchia di San Giovanni Grisostomo, dove non a caso si trova anche l'arte della seta. È da ricordare, come dimostrano gli studi di Luca Molà, che i primi tintori, come i setaioli che emigrano a Venezia, erano di origine lucchese. A un certo punto, tuttavia, questo luogo diventa, dicono le carte, troppo angusto e i tintori cercano un luogo altrove. E proprio questa è la storia che ho tentato di ricostruire nel dettaglio. È il 7 ottobre 1581 e il Gastaldo dei tintori Francesco di Cristin, insieme ai gastaldi dei diversi colonnelli dell'arte, ci sono i tintori di guado, di grana e di seta, quindi questo configura un po' la forma complessa di quest'arte, si rivolge ai padri di Santa Maria dei Servi, giacché, dicono le carte, la loro scuola del suo protettor et messer Sant'Onofrio, che all'epoca appunto si trovava a San Giovanni Grisostomo, desidera trasferirsi presso il monastero dei Servi. La ragione è molto semplice: si trova appunto in un luogo, dicono di nuovo le carte, ristretta ut in loco angusto presso l'antica parrocchia, e per questo si rivolgono dunque ai serviti, i quali con grande immediatezza mettono a disposizione dell'arte un magazzino che si trova a livello, insomma, a Peppian, dicono le carte, quindi su strada, tuttavia a precise condizioni.
le condizioni sono molto semplici, questo spazio dovrà essere destinato esclusivamente ad uso sacro e non deve in alcun modo essere trasformato, faccio questa citazione perché è molto divertente, in recettacolo né di falliti nemmeno di banditi. Quindi insomma ci si aspetta che i tintori si comportino come si deve. Peraltro ai tintori viene concesso questo luogo che si trova in corrispondenza del ponte cosiddetto dei Servi, che vedete in questa stampa, quindi immaginiamo che lo stabile sia proprio quello che fa angolo, e oltre a questo magazzino appunto a livello strada viene concesso anche lo stabile posto al di sopra di esso, che un tempo era adibito a stanza dei novizi ma che ormai è vuoto, e quindi anche questo spazio potrà essere concesso loro. Nella stessa carta, ricordo che siamo nel 1581, i merciai ottengono un altare all'interno della chiesa. Un altare all'interno della chiesa che è il primo altare sulla navata sinistra, immediatamente dopo l'ingresso, un tempo dedicato a San Nicolò, ma che naturalmente sarà rintitolato al protettore dell'arte, cioè Sant'Onofrio. Presso questo luogo i nostri tintori potranno, come al solito, tenere il proprio gonfalone, fare le celebrazioni religiose, adornarlo di tutti gli ornamenti che vorranno. Altra cosa importante, in questo documento vengono in qualche modo stabilite le festività che saranno condotte dai tintori, tuttavia in accordo e con la partecipazione dei padri serviti. Mi riferisco in particolare, oltre alla festa del Santo Protettore che si celebra il 12 di giugno, mi riferisco in particolare a un pasto, potremmo dire solidale, che i tintori desiderano organizzare per i poveri e i bisognosi, e per cui i padri serviti mettono a disposizione la propria cucina e i propri utensili affinché questo pasto venga dispensato ai poveri. Sull'altare della chiesa dei Servi, che naturalmente non esiste più, verrà realizzato un dipinto straordinario che di fatto è l'unico lascito in termini artistici della scuola dell'arte dei tintori, che è un dipinto di Leonardo Corona, cioè il pittore che ha realizzato questo magnifico ciclo di storia della passione che sta qui intorno sulle pareti di questo meraviglioso spazio, pittore originario di Murano, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, e che appunto in qualche modo attraverso la sua invenzione raccoglie evidentemente le esigenze importanti dell'arte. Che cosa vediamo in questa immagine? Allora, al centro c'è naturalmente Sant'Onofrio, protettore dell'arte, che è raffigurato in questa posa decisamente contorta, accomodato su questa aspra roccia, con il busto in torsione, e che tiene in mano un rosario e nel contempo volge il capo verso l'alto, evidentemente alla gloria che si è aperta nei cieli, e che sembra appunto in qualche modo riservata soltanto al patrono dell'arte. Infatti la figura che sta a sinistra, che possiamo riconoscere con molta agilità in San Giacomo, presenta uno sguardo verso il basso, come se appunto a lui non competesse la possibilità di osservare la gloria divina. Vi faccio notare che questa figura da un punto di vista iconografico non è poi così consueto incontrare un San Giacomo di così giovane età, non è consueto neppure osservarlo in questa posa con la gamba sollevata, che sembra in qualche modo rievocare quella di San
San Rocco, tuttavia su questa gamba non c'è alcuna piaga della peste, quindi non vi sono dubbi che questa figura sia proprio San Giacomo Apostolo, che del resto del pellegrino possiede tutte le insegne, come sarebbe stato il caso naturalmente anche di San Rocco. Abbiamo appunto il bordone del pellegrino con il cappello a falde larghe, abbiamo ancora le insegne sul bavero del mantello, quindi i calzari, insomma, senza ombra di dubbio si tratta appunto di San Giacomo. C'è una terza figura, questa sì decisamente misteriosa, che è una donna, una figura femminile, che per lungo tempo ho sospettato non avere aureola, e in realtà un'osservazione ravvicinata del dipinto, non so se riuscite a vederlo, sì, direi che si scorge nel dettaglio, mi ha permesso di stabilire che inequivocabilmente anche questa figura presenta un'aureola, sebbene si tratti di un'aureola molto diversa da quella delle altre due figure appunto protagoniste della Pala. Non abbiamo qui un nimbo luminoso e appariscente come quello di Onofrio e di Giacomo, abbiamo una sottile linea a tratti interrotta che non sappiamo neppure se essere posticcia, cioè se essere un intervento fatto a posteriori, chissà, magari non dal pittore Leonardo Corona. Ho dimenticato di dirvi che questo dipinto sta nella sagrestia del Duomo di Castelfranco, dove è migrato insieme a tutta una serie di altre opere. Sì, esattamente, dopo le soppressioni. Chi è questo personaggio? L'ho ipotizzato e lo sto scrivendo nel mio volume dedicato a Leonardo Corona, che si tratti di Santa Zita, una figura carissima alla cultura lucchese. Si tratta infatti di una popolana vissuta nel XIII secolo, una domestica che si distingue per carità, fede e profondo amore per i bisognosi. Il suo culto viene ufficializzato subito dopo la sua morte nel 1278, tuttavia bisognerà attendere il 1796 per la sua, perché il processo di santificazione venga portato a compimento sotto Innocenzo XI. E allora forse per questo motivo la sua aureola è così sottile e così diversa da quella delle altre figure. Credo non vi siano molti dubbi che questa figura sia proprio Santa Zita, perché di fatto Santa Zita è per la scarsissima a dire il vero, tradizione iconografica che la caratterizza e che peraltro è molto lontana dalla città di Venezia, o meglio così immaginiamo, è comunque raffigurata come una donna di mezza età, abbigliata di vesti comuni, e questo mantello aranciato sembra quasi più un omaggio all'arte dei tintori che non alla santa stessa, e ha come attributo, tra le altre cose, un pane. Quindi, come vedete, questa figura esibisce nella sua mano un pane, segno appunto del nutrimento che apportava ai bisognosi e che fa parte proprio della sua geografia. Ora, se il culto di Santa Zita è molto diffuso a Lucca, Santa Zita è anche una delle protettrici della città di Lucca, o meglio lo diviene appunto nel Medioevo, tanto che le è dedicato una cappella nella chiesa di San Frediano, la cappella intitolata a Sant'Agostino, dipinta da Amico Aspertini. In realtà il culto di Santa Zita arriva anche a Venezia, come ho potuto rintracciare nel catastico dell'originaria sede dei tintori, cioè il catastico della parrocchia di San Giovanni Grisostomo. Quando i tintori sono ancora a San Giovanni Grisostomo, possiedono tra i loro beni, tra le altre cose, un calice dorato con patena, un calice argento con patena dorata, su cui è raffigurata una sorta di crocifissione, e al posto del trio tradizionale che vede appunto la Vergine, il Battista e Maddalena, la Maddalena in questo caso è sostituita proprio dalla figura di Santa Zita, come dimostra la descrizione di questo calice in questo catastico. Inoltre, fatto ancora più interessante, nella parrocchia di San Giovanni Grisostomo viene eretta una scuola intitolata Santa Zita, con cui certamente i tintori hanno più di qualcosa a che fare, e credo vi fosse una sorta di statua che veniva portata in processione e vestita con delle vesti che vengono proprio descritte nel documento a fianco nella pagina a fianco che viene appunto dallo stesso catastico.
Tornando quindi all'invenzione di Corona, certamente il nostro pittore avrà più che diciamo così guardato all'amico Aspertini che dipinge a Lucca e circa un secolo prima di lui, avrà guardato magari alle invenzioni iconografiche prossime e credo proprio alle figure di Zita, che evidentemente a San Giovanni Crisostomo erano più di una. Termino la mia parte dell'intervento e lascio la parola alla mia collaboratrice Manuela Zanchettin, ricordando che le figure di Onofrio e Zita incarnano, ciascuna con la propria vicenda geografica, la vocazione caritatevole del sodalizio, e questa vocazione del resto emergeva anche nelle opere che decoravano la sede istituzionale dell'arte, dove appunto c'era, come ricorda Boschini, una Vergine che nutre con il pane Sant'Onofrio bambino di Domenico Tintoretto e un'ultima cena di Palma il Giovane, e dove appunto veniva servito il famoso pasto solidale a cui ho fatto accenno in apertura. Finisco con un brevissimo dettaglio, che è la firma di Leonardo Corona che si trova diciamo, sulle rocce che stanno in basso a sinistra, una L appunto con una O apicale incoronata appunto dal nostro Leonardo. E passo la parola a Manola. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, e per non rubare tempo prezioso parto subitissimo. Prima di iniziare però tengo a precisare che la mia ricerca è debitrice anche degli studi di Valentina Sapienza, che è autrice di molte ricerche sulla corporazione dei pittori. Quindi la storia della Fraglia dei Pittori comincia assai plausibilmente nella seconda metà del XIII secolo. Al 1271 infatti risale il suo primo statuto, il capitolare, e proprio grazie allo studio di questo capitolare della Mariegola, Valentina Sapienza è riuscita a comprendere un aspetto dell'arte fondamentale. All'inizio della sua esistenza, al sodalizio appartengono principalmente artigiani che dipingono il cuoio e il legno, ai quali nel corso dei decenni e dei secoli a seguire si sono aggiunti altri artefici, accomunati ai primi nella necessità di ricorrere all'uso del colore del pennello, e questo è importantissimo, per realizzare i manufatti del proprio mestiere. Per questa ragione, nel pieno dell'epoca moderna, la Fraglia dei Pittori risulta strutturata nelle seguenti specializzazioni dell'arte della pittura. Quindi i pittori o figurieri, cioè gli artigiani che dipingono figure, i depentori, ovvero i decoratori di lignei come casse, cassoni, armadi, travi, piatti e via proseguendo, gli indoradori, i cartoleri, cioè i pittori di carte da gioco, ancora i cuori d'oro, termine che nasce dalla contrazione veneziana delle parole cuoi d'oro. I cuori d'oro sono dunque coloro che estendono l'oro e o l'argento il colore sul cuoio, da impiegare poi come tappezzeria. C'erano i miniadori, i disegnatori, ovvero gli addetti al disegno ornamentale e alla pittura su tessuti e stoffe, i targheri, vocabolo che deriva dalla parola targa, uno scudo di legno o cuoio che tali artigiani dipingono, quindi questi targheri sono i decoratori di armi di varia tipologia, come scudi, rodelle, brazzadelli e via proseguendo. Infine ci sono i celebri mascherieri. Il santo scelto da questo corpo di mestiere quale protettore della sua arte non poteva quindi che essere Luca, il santo che sia per tradizione scritta che figurata ha dipinto la Vergine col bambino, e in quanto tale di professione pittore. Detto questo, passiamo al cuore del nostro discorso, quindi le opere d'arte della corporazione che abbellivano, e in alcuni casi, fortunatamente, ancora abbelliscono le sedi devozionali e istituzionali. Partiamo dai luoghi religiosi. La prima sede devozionale certa della Fraglia dei Pittori si trovava all'interno della chiesa veneziana intitolata al loro santo protettore, Luca. San Luca, la chiesa di San Luca. Niente. Dove l'arte approda il 22 aprile 1376. Nell'accordo tra la Fraglia e il capitolo di questa chiesa, i religiosi concedono alla corporazione di poter accendere perpetuamente una lampada d'olio presso l'altare di San Luca, che pare evidente essere l'altare maggiore.
Nel contempo garantiscono la celebrazione di una messa per le anime degli artigiani nella parrocchia ogni primo lunedì del mese. La concessione di un'arca per la sepoltura dei confratelli dell'arte risale invece a più di un secolo dopo, il 1518. È poi estremamente importante sottolineare che nel 1581, in conformità alle norme del Concilio di Trento, raggiunge l'altare maggiore anche la scuola del Santissimo Sacramento, facendo così di questo luogo uno spazio condiviso. Questo con tutte le conseguenze del caso, ci torneremo. Preciso infine che l'unica fonte documentaria da me rinvenuta che ci testimonia della presenza dei pittori sull'altar maggiore di San Luca è la visita pastorale del patriarca Lorenzo Priuli, risalente a luglio del 1591. L'opera, che fortunatamente ancora oggi abbellisce l'altare, stando alle mie conoscenze prima d'ora mai associata ai pittori, è l'esito del mecenatismo della confraternita del Santissimo e, una novità storiografica, dei religiosi della parrocchia. Essa è stata eseguita dalla bottega di Paolo Veronese poco dopo, e non poco prima, come ritenuto dalla storiografia, la visita degli inviati apostolici Lorenzo Campeggi e Agostino Valier dell'estate del 1581. Cosa raffigura? Anche questa, a mio giudizio, è una bellissima invenzione. In alto nel cielo, su delle nuvolette, abbiamo la Vergine col bambino. Poi, subito sotto, pronti a sorreggerli, troviamo degli angioletti e, tra questo, a richiamare la nostra attenzione per posizione e dimensioni, è sicuramente quello posto al centro, con custodito tra le mani un calice. Seguendo il suo sguardo, siamo condotti a San Luca, che troviamo seduto su un bue, il suo attributo capace di liberarci da ogni possibile dubbio identificativo. Mentre dietro di lui scorgiamo un giovane in abiti ecclesiastici e un po' basso in quanto in ginocchio. Infine, nell'angolo inferiore sinistro, troviamo in bella vista il prodotto e gli strumenti della professione di Luca. Un'icona raffigurante la Vergine col bambino, una tavolozza appoggiata sul suo retro e a fianco e infilati nel suono alcuni pennelli. Ricostruita la storia dell'altar maggiore, è quindi evidente che in questa immagine abbiamo San Luca in quanto titolare dell'altare, l'accolito per inviare alla presenza dei religiosi, il calice per indicare la presenza della confraternita del Santissimo Sacramento, l'icona, la tavolozza e i pennelli non solo per rimandare alla geografia di Luca, che perfettamente riconoscibile grazie al bue non richiederebbe nemmeno l'inserimento di questo dettaglio, ma anche e soprattutto per alludere alla presenza della fraglia. Ora passo alle sedi istituzionali, quindi ai luoghi di rappresentanza dell'arte. Come si verifica per numerose altre scuole di arti e mestieri, anche per i pittori lo spostamento delle sedi istituzionali coincide abbastanza con quello delle sedi devozionali. Ecco quindi che dopo una prima permanenza presso la chiesa di Santi Filippo e Giacomo e un periodo di tempo in cui viene concessa la possibilità di riunirsi in qualsiasi luogo a piacimento dell'arte, il 10 aprile 1436 i pittori si spostano nella chiesa di San Luca. Ma a differenza di molte altre corporazioni, nel XVI secolo essi riescono a costruire un edificio tutto loro. Sono certa che l'avete visto tutti. Sorge lungo Strada Nova, più precisamente accanto alla nascosta chiesa di Santa Sofia. La sua storia ha inizio nel lontano 20 novembre 1525, quando il pittore Vincenzo Catena ordina nel suo testamento, poi trascritto nella Mariegola della Fraglia, che il residuo dei suoi beni immobili e immobili sia impiegato allo scopo di acquistare uno stabile da adibire a sede istituzionale della corporazione di cui è membro. Nel 1531 Catena muore, quindi il 29 settembre dello stesso anno i pittori si riuniscono e sanciscono di avviare la ricerca non di un edificio, come stabilito o meglio richiesto dal defunto collega, ma di un'area in cui costruirne un ex novo. Trovato il lembo di terra, che è quello in cui ancora oggi lo stabile si innalza, ovvero quello posto tra Carlesporca o Priuli e la chiesa di Santa Sofia, il 12 dicembre 1532 l'arte procede col suo acquisto. La sede è assai plausibilmente in piedi e pronta all'uso entro lo scadere dello stesso anno. L'originaria organizzazione e funzione dei suoi spazi, oggi totalmente rivoluzionati, c'erano al piano terra e al primo 2 case con bottega, dai detentori dati in affitto così da godere di un'entrata fissa. Nelle piantine che vedete nella slide un appartamento è quello di colore bianco, l'altro quello di colore giallo, mentre
Tutti gli ambienti indicati con rosa sono quelli utilizzati dalla Fraglia. Al secondo piano vi erano la sala delle riunioni dell'arte con un altare e comunicante una sacrestia e nel sottotetto una soffitta, sempre della corporazione. Nella sala con l'altare, ossia quella indicata con la lettera T nella piantina, il 22 aprile 1643 si svolge un episodio della storia della corporazione di valenza cruciale. I pittori si riuniscono e insieme stabiliscono di conferire al Gastaldo in carica l'autorità di accordarsi col capitolo di Santa Sofia per svolgere alcune celebrazioni nella loro scuola e quindi fare di questa non solo la loro sede istituzionale ma pure devozionale. 3 giorni dopo i religiosi di Santa Sofia si ritrovano nella sacrestia della loro chiesa così da stabilire quante e quali funzioni celebrare nell'edificio dei detentori. Decidono che saranno 16 ogni anno, contando pure il rito da compiere ogni primo lunedì del mese per le anime degli artigiani defunti. Ecco quindi che da questo momento in avanti il rapporto coi pittori di San Luca prosegue solo al fine di garantire una degna sepoltura ai fratelli non più in vita. Torniamo ora ad aspetti più prettamente storico-artistici, quindi cos'era custodito all'interno di questo edificio e cos'era possibile vedere all'esterno. All'esterno era possibile vedere innanzitutto degli affreschi, di cui oggi possiamo intravedere solo delle deboli tracce nei riquadri sottostanti alle finestre del secondo piano, riquadri che sono stati aperti nel contesto del rifacimento dell'intonaco nel 1963, proprio per mostrarci quel pochissimo che ci è rimasto di queste pitture. Ancora era possibile leggere un'iscrizione, la quale svelava un frammento della storia dello stabile che abbiamo già conosciuto. Essa infatti recitava, traduco dal latino: i pittori hanno comprato il terreno e costruito questo edificio con il lascito del pittore Vincenzo Catena nel 1532. Infine, era possibile osservare 2 piccoli rilievi con ritratto San Luca intento a scrivere il suo Vangelo appoggiandosi sul dorso del suo fedele compagno, ovvero il bue. Rilievi che sono ancora oggi presenti e sono l'unica opera d'arte ancora in situ e in quanto tale comunicante naturalmente all'osservatore che conosce la storia della Fraglia a chi originariamente apparteneva l'edificio. Varcata la porta e raggiunto il secondo piano, la sensazione provata doveva essere quella di trovarsi in una piccola chiesetta o oratorio, termine con cui lo stabile viene definito in un pochi documenti del tempo. Come già precisato, tale piano dell'edificio era infatti organizzato in una sacrestia e in una sala con un altare che sappiamo esistere perlomeno da lontano 1575. Grazie ad alcuni inventari settecenteschi scopriamo poi che gli oggetti qui custoditi erano prevalentemente di uso liturgico. C'erano ad esempio una pace, un calice con patena, un tabernacolo e qualche reliquiario. Per quanto concerne gli apparati decorativi, sappiamo che tanto le pareti della sala con l'altare quanto la sacrestia erano interamente rivestite di cuori d'oro. Entrambi gli ambienti ospitavano poi dei dipinti. Nella sacrestia ve n'era ad esempio uno raffigurante il protettore dell'arte, quindi Luca, mentre la sala adiacente, quella con l'altare, era abbellita da quadri collocati sopra le porte e da ben 24 dipinti castonati nel soffitto. Fortunatamente conosciamo i nomi degli autori e soggetti di alcuni di questi dipinti grazie a qualche preziosa guida antica. Ne vedete una nella slide e ad oggi l'unico dipinto dei numerosi registrati, forse rintracciato, è quello che vedete proiettato, nel quale la professoressa Stefania Masonna ha ipotizzato riconoscere San Luca che predica molta gente di Jacopo Palma il Giovane. Grazie per l'attenzione.